Giorni contati per i ladri degli stabilimenti balneari. Visti i frequenti furti avvenuti nei chioschi di Chioggia, i gestori del litorale hanno deciso di far fronte comune per evitare raid e vandalismi notturni. Si sono quindi dotati di un antifurto elettronico che, oltre a trasferire il segnale d'allerta al titolare del chiosco a rischio, avvisa anche alcuni volontari. Il sistema, collegato allo smartphone, potrà essere utilizzato anche per altri scopi, per esempio segnalare l'allontanamento di un bambino. Conta la rovescia per l'edizione 2014 dei Giochi senza barriere. Volti noti dello sport e dello spettacolo scenderanno in campo per sostenere l'iniziativa promossa dall'associazione Art for Sport. A presentare sul palco ci saranno il comico Paolo Migone e i giornalisti Luca Ginetto e Roberto Boff. Oltre 200 i giocatori coinvolti. Non perdetevi poi la grigliatola finale, per concludere una giornata all'insegna della solidarietà e del divertimento. Appuntamento il 31 maggio alle 18 allo Stadio Quaggia di Mogliano Veneto. Anche quest'anno la tradizionale festa alcolica del Botellón ha riempito l'isola Memmia di Padova. Per l'annuale raduno in Prato della Valle sono arrivati centinaia di ragazzi e ragazze, ognuno con la bottiglia in mano. Nemmeno la pioggia li ha fermati. Centinaia gli agenti delle forze dell'ordine sul posto. Neanche a Capodanno si era vista così tanta polizia, ha detto un ragazzo. La loro presenza non ha comunque impedito la buona riuscita della festa e nemmeno il recente divieto di vendita di alcolici in tutta l'area circostante.